Buongiorno e ben ritrovati all'Almanacco. Oggi è sabato 2 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.59 e tramonta alle 20.06. La luna si leva alle 19.46 e cala alle 5.56. Oggi si celebra Santa Zoe. Il nome Zoe risale al greco antico e significa letteralmente vita. Negli ambienti giudaico-cristiani nei primi secoli venne adottato come corrispettivo del nome ebraico Eva, che possiede il medesimo significato vitale. Molti paesi dipendono dal tonno, non solo per la tavola, ma proprio per la stabilità della propria economia. Per questo ogni 2 maggio si celebra la Giornata Mondiale del Tonno. Istituita dalle Nazioni Unite, questa ricorrenza promuove la gestione sostenibile degli stock ittici per evitare che questa risorsa scompaia a causa della pesca eccessiva. David Beckham celebra oggi 51 anni. Lo Spice Boy del calcio inglese, icona di stile centrocampista dai piedi vellutati, ha segnato un'epoca tra Manchester United, Real Madrid e la nazionale. Oggi è un affermato dirigente e proprietario dell'Inter Miami, continuando ad essere uno dei volti più influenti del marketing globale. Dwayne The Rock Johnson spegne oggi 54 candeline. Passato dal ring della WWE ai set più prestigiosi di Hollywood, è diventato uno degli attori più pagati e amati al mondo. Protagonista di saghe come Fast and Furious e Jumanji, The Rock è il simbolo del successo costruito con disciplina e un carisma travolgente. Donatella Versace compie oggi 71 anni. Reggente e volto del marchio Versace, dalla scomparsa del fratello Gianni nel 1997, Donatella ha saputo traghettare la Maison nel nuovo millennio, mantenendo sempre alto il prestigio del Made in Italy e diventando lei stessa una leggenda vivente del mondo della moda. Il 2 maggio 1945 l'Armata Rossa completava la conquista a Berlino. Con la caduta della capitale del Reich, il nazismo crollava definitivamente sul fronte europeo. Fu un momento simbolico di portata immane. La bandiera sovietica sventolava sul Reichstag, segnando la fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa, dopo 7 anni di atroci sofferenze. Visto che le fragole sono delicate e tendono a fare la muffa velocemente, ecco il trucco per farle durare il doppio. Appena le porti a casa, immergile in una bacinella con una parte di aceto e 10 parti di acqua. L'aceto uccide i batteri e le spore della muffa senza alterarne il sapore. Asciugale bene e mettile poi in frigo o su un panno di carta. Resteranno sode e fresche per quasi una settimana. Il 2 maggio 2011, dopo una caccia all'uomo durata un decennio, le forze speciali americane portavano a termine l'operazione Lancia di Nettuno. Ad Abbottabad in Pakistan veniva ucciso Osama Bin Laden, la mente dietro gli attentati dell'11 settembre. La notizia fece il giro del mondo in pochi minuti, segnando un punto di svolta nella lotta globale al terrorismo. Perché diciamo a occhio e croce? L'espressione indica una stima approssimativa e deriva dal mondo della sartoria antica. Quando un sarto doveva riparare un tessuto senza avere il tempo di prendere misure precise con il metro, lavorava a occhio incrociando i fili della trama e dell'ordito a croce per rinforzare lo strappo. Una tecnica rapida e alla buona che è passata nel nostro linguaggio quotidiano. Caterina la Grande, una sovrana illuminata e rivoluzionaria che portò la Russia nel futuro, aprendo le prime scuole femminili e ospedali moderni. Ma oltre al genio politico, Caterina è passata alla storia per la sua vita privata scandalosa. Ebbe infatti numerosi amanti e si circondò di pettegolezzi legati ad una presunta stanza segreta decorata con oggetti a sfondo erotico. Una donna che seppe governare con un pugno di ferro e vivere senza mai curarsi del giudizio altrui. E ci salutiamo oggi con la nostra frase del giorno. Ogni uomo muore, non ogni uomo vive davvero. Che questo sabato sia per voi l'occasione per vivere davvero, magari scoprendo qualcosa di nuovo o dedicandovi a ciò che più amate. Grazie per averci scelto, aver seguito anche oggi l'Almanacco, io vi aspetto sempre qui anche domani. Una buona giornata dalla vostra Jaire.